come si suol dire, un buongiorno, buongiorno agli amici del Centro Studi Piemontesi, della Cada Studi Piemontese. Sono qua anche in questa vigilia, diciamo, di Natale, nel periodo dell'Avvento, per presentare il canonico Almanach Piemontese, curato dall'Associazione Monginevro Cultura, che come di abitudine si abbina in una parure ideale e letteraria alla monografia di fine anno che è dedicata, come l'Almanach Piemontese, ai caffè e ai locali storici di Torino. Questa è l'ottava pubblicazione della collana edita e curata da Monginevro Cultura, che è intitolata Bellezze di Torino. Ha anche un titolo in piemontese che è Blüsse a Turin, e non è un caso perché questo libro, questa monografia, questo libro monografico ha una peculiarità alquanto particolare che la contraddistingue probabilmente da altre pubblicazioni. Molti capitoli sono bilingui, nel senso che sono in piemontese. Accanto al capitolo in lingua italiana, dedicato ad un particolare caffè di Torino, una bottega storica di Torino, fa seguito anche la versione in piemontese. E questo non è un caso, perché Monginevro Cultura, l'associazione che cura queste pubblicazioni di cui sono presidente, è particolarmente attenta a tutto quanto riguarda la cultura del territorio, le sue bellezze artistiche, alle sue peculiarità storiche e anche alla sua lingua. Quindi sfogliare uno di questi libri è anche un modo per entrare nella storia, certamente, ma anche nella cultura e nello stile, diciamo, della piemontesità. C'è un particolare per cui noi abbiamo pensato di pubblicare questo libro, che peraltro è il frutto di un lavoro di gruppo, un lavoro corale di una decina di coautori. Io ne sono l'editor, o se volete, se preferite un termine italiano, sono il coordinatore dei vari componenti chiamiamola, della redazione di quest'opera, oltre ad essere un autore di diversi capitoli. Quindi è un prodotto che è il frutto del lavoro, dell'apporto di più autori. Ci sono anche dei fotografi, ce ne sono ben tre, proprio perché il libro è anche un libro fotografico. Nelle pagine finali, come di consueto, anche per le precedenti pubblicazioni di questa collana, c'è un'apposita galleria fotografica che raccoglie fotografie, immagini inedite, scattate ad hoc dai nostri fotografi, oltre a immagini, scatti rari ed epoca che possono essere interessanti per integrare il tema, l'approfondimento del tema trattato nella monografia. Eh, come, come consueto, questo libro vuole essere una traccia, non è esaustivo, nel senso che non è detto che ci siano proprio tutti i caffè storici e le botteghe di Torino, che sono decine, ma sicuramente ci sono quelli più noti, e una delle sue finalità è proprio quella di suggerire ai piemontesi in primis, ma anche ai turisti, vista la ormai consolidata vocazione turistica della nostra città, un percorso da seguire, un itinerario. E poi, una volta che siano stati messi sul gusto, non è detto, anzi è proprio quello che noi vorremmo, che proseguissero, che possano proseguire da sé questa ricerca e magari scoprirne dei nuovi.
come anche nelle pubblicazioni precedenti, oltre alle fotografie particolarmente interessanti, non mancano dei cenni di poesia, non mancano delle curiosità, delle spigolature, delle spiegazioni anche proprio su come si sono formati certi modi di dire in piemontese e insomma è un libro che sicuramente può impreziosire la libreria delle famiglie piemontesi. Quindi vi invito caldamente a sfogliarlo, magari visto che viene esposto qui nella sala dell'Accada Studi e poi magari anche ad acquistarlo perché sicuramente è un libro sempreverde che spiccherà appunto nei vostri scaffali e scatenerà sicuramente la curiosità dei vostri familiari. Se poi pensate di farne un cadeau, di farne un regalo per i vostri amici, ebbene credo che possa essere una ideale strenna natalizia. Due parole ancora sull'Almanach, che come dicevo in apertura di questa intervista fa da parure, no? Alla nostra monografia, e beh, anche qui insomma è una pubblicazione curata proprio nei minimi particolari. È un almanacche e come tale propone i santi e i patroni delle città piemontesi, quindi c'è un focus particolare sulla nostra regione, ci sono le festività religiose, ci sono le festività civili e ci sono, non possono mancare, 365 proverbi in piemontese. Ogni anno vengono rinfoltiti, vengono sostituiti, vengono aggiornati, quindi c'è anche proprio un continuo lavoro da parte dei redattori di scoprire, di rispolverare proverbi del nostro passato che poi sono la sintesi, no? La quintessenza della saggezza, della cultura della nostra regione. E poi dulcis in fundo, vale proprio la pena di ricordarlo, ci sono quegli articoli in piemontese affiancati alla versione italiana, perché anche per l'Almanach, per il nostro Almanach, vale proprio questa funzione che noi redattori abbiamo in mente, cioè di fornire ai lettori, ai torinesi, ai piemontesi, una pubblicazione che possa anche essere educativa, che possa anche svegliare proprio, rispolverare l'interesse per la lingua dei nostri antenati. Bene, grazie per la vostra attenzione. Io credo di aver detto tutto, di più non dico perché voglio che voi rimaniate un pochettino sul gusto e quindi l'unico modo per, come dire, avere poi il piacere di conoscere meglio questo libro e questo calendario è quello di procurarvelo. Lo potete trovare alla libreria Donostia di via Monginevro 85 oppure contattando l'Associazione Monginevro Cultura di Torino. Tanti cari auguri e buona lettura a tutti.